mito della strega nasce fin dagli arbori del mondo. Storie di streghe venivano già raccontate prima che fosse inventata la scrittura. Megere mangiabambini, fatali donne sessualmente attraenti, misteriose creature della notte, pericolosi limiti fra il visibile e l'invisibile, sataniste dai morbosi gusti sessuali, fanciulle plagiate o vampire volanti. Le streghe sono sempre esistite nelle paure moderne e antiche. Sciamane, proveggenti, curatrici, erboriste, migliaia di donne e non solo. Per almeno 3 secoli in tutta Europa le streghe portano le colpe di tutte le disgrazie del genere umano. Fate attenzione, amici miei, sto per presentarvi i 2 inquisitori storici più famosi in assoluto. Assieme scrissero il più grande bestseller del passato, il Malleus Maleficarium, che circolò in oltre 350.000 copie portate avanti da pazienti scrivani. Il primo si chiama Sprenger, nacque nel 1436 e fu un sostenitore della riforma domenicana. Fu nominato inquisitore da Sisto IV e confermato tale. Operò in Colonia, Magonza e Renania. Il secondo è Kramer, nacque nel 1430 e fu acerrimo nemico della stregoneria da sempre e operò soprattutto in Germania con una tale crudeltà da costringere il vescovo di Bressanone a intervenire. Molto bene, guardia. A quanto pare stiamo facendo un ottimo lavoro, fratello mio. La nostra fede non potrà che portare alla cattura di tutte le streghe del paese. Fratello caro, noi siamo nel giusto, noi aiutiamo Dio in questa crociata, noi non facciamo altro che eliminare il diavolo dalle città che visitiamo. Mi sembra di vedere delle persone con delle facce sospette. Ad esempio, guardate quella donna col mantello nero. Ha chiaramente le sembianze di una figlia del demonio. Invece, collega, guardate quella donna come osa mostrare le gambe di fronte alla chiesa. Sacrilegio! Potrebbe essere lei la strega, si sta nascondendo. Sì, si sta nascondendo. Nasconde qualcosa di demoniaco. Si vede anche da come porta i capelli. Però, Kramer, io vedo un'altra donna che non teme la nostra presenza e si nasconde dietro la folla. Sì, è lì seduta accanto alla botte, che porta scarpe da stringhe di strani colori che si vedono anche al buio, forse per far vedere qualcosa ai suoi demoni maligni. Che bene, ma il Signore prega la morigeratezza. Quindi tutte queste donne vestite con questi abiti, tra di loro ci sarà una strega. E guardate questa prova infernale.
Quanti figli del diavoletto che vedo qui! Ma non senti qualcosa nell'aria? Non senti qualcosa nell'aria? Quella donna, guardate i suoi occhi! Lei, ma io l'ho già vista, quella donna, ieri con la luna piena! Sì, lei ballava dopo la mezzanotte nel bosco, ballava il sabato del diavolo! Sì, siete voi, donna, siete voi! Dobbiamo accertarci di questa cosa immediatamente. Certo! Guardie, prendete quella donna! Immantinente, Dio non aspetta! Prendete! Guardatela qui! Sta fuggendo! Sta fuggendo! Guardie! Cosa vi paghiamo a fare? Portatela su! Portatela qui! Capitano, fai venire qua i tuoi uomini con quella donna immediatamente! Anche sua sorella, guardate! Sangue del suo sangue! Lo sapevo che tanto lingue era infestata! Prenderemo due in un colpo solo! Bene, Vogliamo iniziare l'interrogatorio? sì, iniziamo da lei! Vedete questa donna? Guardie! Donna, qual è il vostro nome? Franchetta! Che nome da strega! Voi confessate! Voi vi impratichite col diavolo! Voi avete rapporti col diavolo, lo conoscete, lo pregate, ammettetelo! No, io non sono una strega! Donna, guardami negli occhi! No, che occhi! La strega! Sei chiaramente una strega! Inginocchiate questa donna! Confessa davanti a Dio chi sei! Non sono una strega, io sono solo Franchetta! Ve lo chiederò soltanto una volta e salverò la vostra anima! Voi siete una strega! No! Collega, In questi casi c'è solo un modo per essere sicuri che ella non menta. Dobbiamo fare la prova del catino dell'acqua. qualcuno di voi conosce come funziona la prova? La Chiesa, in anni di pratiche, ha scoperto un modo infallibile per scoprire se una donna è una strega o meno. Ebbene, questo modo consiste nell'immergere la sua testa in un catino pieno di acqua affinché lei possa affogare. Se la donna affogherà, allora non sarà una strega, ma se la donna resterà in vita, allora vuol dire che il demonio le ha salvato la vita e quindi dovrà essere condannata a morte certa. Capitano, puoi portare il catino? Per l'ultima volta, ammettete di essere una strega! Non sono una strega! Guardatela! Oh, il diavolo vi è vicino. Allora, siete una strega? No! Giù! Kramer, respira ancora! È chiaro che il diavolo le sta salvando la vita! Ella è una strega! Sprenger, è impossibile che non sia ancora morta. Dobbiamo fare un ultimo tentativo. Bene sia! Hai un'ultima possibilità. Confessa di essere una strega. No! Io non sono una strega!
strega! Procedete! No! Questa strega deve essere legata al rogo. Capitano, accendete le fiamme! Che morte sia! Ricordatevi, donne, ma anche stregoni, questo potrà accadere anche a voi. Se voi vi allontanerete dalla via illuminata per quella oscura, Sprenger e Kramer saranno qui a montare le vostre anime! Accendete le fiamme e date fuoco alla figlia del diavolo! E questo logo serva a voi come lezione! Guardate cosa succede ai nemici di Cristo! Avete visto Kramer? Neanche la pioggia che hanno fatto cadere fermeranno le fiamme! Le fiamme lamperanno le loro carni! Monte turpide! Con quelle gambe scoperte rischierai il rogo. Fai molta attenzione. Con quell'abito nero è chiaramente un abito da strega. Lo schiavadico è benedetto dalla Chiesa! Abbiamo salvato la sua anima. Ma il lavoro non è ancora finito! C'è la sorella! Guardie, portatela qui! In ginocchio dinanzi al catino. Conoscete la procedura? Voi ammettete innanzi al popolo di Campoligure di essere una strega? Immergetela! Per l'ultima volta, donna! Abbiate rispetto per la mia autorità! Io vi dico ora di dirci se voi siete una strega o no! Non riesco neanche ad avvicinarmi a uno schifo del genere! Maledetta, immergetela! Kramer, questa donna è talmente immonda che bisogna procedere subito! Volete ammettere e bruciare immediatamente? Bisogna processarla questa donna, bisogna processarla in nome della fede! Capitano, la pergamena! Mettetela in catene! Guardie, è molto pericolosa! Molto bene! Il nome di Dio, amen! Verdetto di condanna corporale, dato e ratificato, sentenziato e reso di pubblica ragione, sottoscritto dal magnifico possente Sprenger e dal non inseparabile figlio della fede Kramer, onorabile capitano e conservatore della pace. Scritto, letto e reso di pubblica ragione da me, grande inquisitore e pubblico notaio. In questa inquisitoria si è formalmente proceduto contro questa donna, universalmente temuta e conosciuta secondo lo spirito degli statuti di Genova la Superba come donna di cattivi costumi, per vita e malaffare, pubblica incantatrice, fattucchiera, ammalatrice, autrice di sortilegi e infine strega! Maledetta! Come vi dichiarate dinanzi a ciò? Parlate adesso! Procedete, procedete. Collega, non ancora contenta delle cose suddette, aggiungendo male al male, dichiarate a tutta questa gente con le vostre gesta chiare e insane, sono geste del maligno e demoniache, quindi come vi dichiarate? Parlate adesso! Sono esterrefatto
Mai ho conosciuto una donna così tenace. Veramente una figlia del diavolo. Ebbene sia, la vostra lingua di fortuna non vi salverà dalla punizione divina. Il verdetto è stato emesso, che la strega maledetta venga passata ora a fil di spada. Io ti ucciderò, diavolo! Posso aiutarvi? Che il Signore vi protegga! È stata dura. Che il popolo di Campolibre sappia che finché Dio è con noi, nessuna strega potrà continuare a calpestare impunemente questa terra. È stata difficile, ma ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Ehi! È vero! Caterina! Stiamo vicino!